Buongiorno amici di Post-it dal Polesine. Voglio ringraziarvi subito perché ci seguite con tanta passione. Siamo alla 60ª puntata e questo è anche merito vostro. L'appuntamento quotidiano di rovigogi.it che racconta il Polesine e i suoi protagonisti. Oggi il mio benvenuto va a Cristiano Corazzari. Benvenuto Cristiano. Grazie e buongiorno a tutti voi. Allora, Cristiano Corazzari è l'assessore regionale del Polesine, l'unico rappresentante della provincia di Rovigo in giunta, 45 anni, di Stienta, per il secondo mandato assessore di Zaia, con le deleghe alla pianificazione territoriale, cultura e spettacolo, tutela del paesaggio, parchi, caccia, pesca e acquacoltura, le voglio dire tutte, sicurezza, sport, edilizia sportiva, edilizia di culto, edilizia residenziale, identità veneta, flussi migratori, veneti del mondo, diritti umani, minoranze linguistiche. Un bel po' di responsabilità. L'ultima volta che Roviga Oggi l'ha intervistato era appena stato nominato assessore da Luca Zaia in virtù delle elezioni regionali del 20 settembre scorso. Cristiano, assessore, cosa è successo in questi 7 mesi che coincidono bene o male con lo stop dei teatri, degli eventi, dello sport, delle palestre, a causa dell'emergenza sanitaria, una specie di catastrofe per alcuni dei tuoi referati, penso per esempio alla cultura? Sicuramente abbiamo concluso una tornata elettorale che ci ha visti vincenti con grande soddisfazione. Eravamo tutti ottimisti, ricordate l'estate scorsa quando tutti circolavano per le strade, i locali erano aperti e quindi c'era anche un grande clima di fiducia e di ripartenza. Salvo poi purtroppo constatare che siamo ritornati indietro. Questo maledetto virus ha continuato a mietere vittime, a diffondersi e quindi abbiamo dovuto attraversare altri mesi molto molto difficili. Per noi una prova veramente pesante perché sapete tutti che la sanità dipende in primo luogo dalle regioni, però devo anche dire che oggi cominciamo a vedere una luce in fondo al tunnel perché abbiamo un'arma che prima non avevamo, ovvero quella dei vaccini. Noi in questo momento come Regione del Veneto stiamo lavorando con il massimo impegno nella campagna vaccinale per garantire finalmente delle ripartenze, delle riaperture che siano stabili, che siano solide, che non ci vedano un domani dover ritornare ancora indietro perché questa sarebbe una catastrofe. Per quanto mi riguarda, per le mie competenze, ho seguito quelle che sono le tematiche della cultura, naturalmente, pensate cosa è successo nel mondo culturale per i teatri, per i musei, le biblioteche, per tutto lo spettacolo dal vivo che ha trascorso mesi veramente difficili di chiusura, ma anche le fiere, le sagre, le giostre, cioè un mondo che in mille articolazioni ha bisogno della socialità, ha bisogno delle persone che si incontrino, che partecipino, che possono andare a manifestazioni e che è stato completamente bloccato. Abbiamo cercato di aiutarlo, di sostenerlo con interventi regionali, naturalmente gli interventi nazionali, ma l'unica soluzione, l'unica risposta certa è la riapertura e la ripartenza e per questo stiamo lavorando per il futuro. Ma vi sono poi anche tanti altri settori che hanno pagato, io mi occupo anche di pesca per esempio, pensiamo cosa vuol dire il fatto che i ristoranti siano chiusi per tutto il mondo della pesca, dell'iticoltura, dell'acquacultura, che vedono dei mercati sempre più chiusi, più in difficoltà, per tutte quelle situazioni che vedono un'economia che oggi fa fatica. Ecco, io voglio fare anche una menzione particolare per quello che è il mondo dello sport. Il mondo dello sport ha sofferto tantissimo in questi mesi, ormai da un anno i nostri ragazzi fanno fatica a fare sport, a fare attività di sport insieme ed è un'attività fondamentale per la loro crescita, anche dal punto di vista educativo, emozionale, per la socialità. Io direi che anche questo è un settore su cui dovremmo dare una grande, grande attenzione per una ripartenza in sicurezza, ma che ritorni a far vivere i nostri giovani e chi vuole fare attività sportiva. L'area del Delta del Po ha avuto un trattamento straordinario all'interno del Recovery Plan, 55 milioni di euro tra il Parco del Veneto e la parte dell'Emilia-Romagna, area che è sotto tutela del MAB UNESCO. Come interpreti questo intervento del governo? Beh, sicuramente è un grandissimo risultato, una grande soddisfazione perché come assessore ai parchi e alle aree naturali protette ho visto veramente un'attenzione incredibile rispetto all'area del Delta del Po a livello nazionale
e devo dire un lavoro, un risultato che è arrivato a fronte di un grande impegno del presidente Luca Zaia insieme al ministro Franceschini. Noi abbiamo voluto non farci trovare impreparati dinanzi a questa grande opportunità. Già da tempo la nostra direzione biodiversità insieme al parco stanno preparando le progettualità su cui andare a investire, che saranno poi condivise con il territorio. Dobbiamo far sì che queste risorse divengano una sfida vincente e una grande opportunità per tutto il territorio, per chi vive e lavora nel nostro delta, che oggi può diventare veramente l'area più dinamica e più di attenzione non solo del Polesine, ma anche di tutta la nostra regione. Sì, ci aspettiamo tutti un'estate diversa dall'inverno, se non altro perché appunto speriamo tutti di poter uscire di casa con serenità, di incontrare qualche amico, di andare verso la normalità, insomma. Quindi si va verso le riaperture dei locali, dei teatri, degli spettacoli, dello sport, delle palestre, come sembrerebbe dal decreto. Invece, per esempio, il nostro Festival Rodigino di Rovigo racconta, pur avendo messo in moto tutta la macchina, pur scovando tutte le possibili opzioni, rinuncia all'edizione 2021. Pensi, Assessore, che per i grandi eventi del Veneto dovremmo dire arrivederci a tutti al 2022? Guarda, non dobbiamo mollare. Io ho parlato con Mattia Signorini, con gli organizzatori che veramente vanno ringraziati per il lavoro, per l'impegno, per la passione che mettono per questa manifestazione che ridà vita a tutta la nostra città. La Regione del Veneto anche quest'anno era pronta a fare la propria parte insieme agli altri partner per poter far sì che l'edizione del 2021 fosse un'edizione di grande ripartenza, di grande fiducia. Purtroppo capisco anche la difficoltà del momento e capisco tutte le problematiche organizzative. Noi vogliamo solo dare un messaggio chiaro: siamo al vostro fianco, quando avremo la possibilità di ripartire faremo una edizione eccezionale e memorabile. Bene, infatti sto facendo scorrere anche per spalle le immagini, per esempio, dell'Arena di Verona, del Festival del Cinema, della gara a scacchi di Marostica, insomma, per me questi sono i grandi eventi del Veneto. Ci saranno? Beh, Che cosa? dobbiamo far sì che quest'estate, con le dovute misure di cautela e Sì. rispettando le regole, si ricominci a vivere, si ritorni alla vita, alla socialità, e questi eventi culturali, turistici, gli eventi che sono anche storici, che fanno parte della nostra identità di Veneti, che ci legano ad una comunità, a un territorio, devono poter ripartire. Magari li faremo in modo diverso, ma dovremo esserci. Non a caso abbiamo votato una legge nel Consiglio regionale che prevede che comunque le iniziative vengono finanziate come le abbiamo finanziate tutti gli anni, anche se a fronte dell'emergenza Covid non dovessero essere realizzate nella modalità prevista all'inizio. Ecco, mi hai praticamente preceduto con la domanda che ti avrei fatto, ti avrei citato tutta una serie di statistiche sui disastri che sono successi. Per esempio, gli enti culturali, te lo dico, ha stimato per quest'anno un calo superiore al 40% e il 13% di questi preventiva un vero e proprio crollo pari al 60%. Quindi è stato un disastro questo 2020 che poi si ripercuote nel 2021. Invece parliamo di fiere, i piccoli comuni si aspettano di riuscire a realizzare le loro fiere. Qua secondo te ci saranno delle problematiche o si riusciranno a superare? Beh, la volontà è fondamentale. Abbiamo tanti sindaci bravi, capaci, determinati, coraggiosi che vogliono far ripartire le attività sul loro territorio. Chiaramente occorre che vi sia la responsabilità di tutti, anche di chi partecipa alle manifestazioni, per rispettare le regole comportamentali. Però le possibilità ci sono, anche perché è un mondo questo fondamentale, quello delle fiere e delle manifestazioni territoriali, che permette veramente di dare anche un senso di fiducia importante per il futuro. Oggi lo facciamo con la consapevolezza di avere delle misure che ci permettono di farlo in sicurezza e con la volontà di collaborazione tra coloro che fanno le regole e chi le deve applicare, che sono i nostri amministratori. Noi saremo al fianco dei nostri sindaci, dei nostri amministratori, per aiutarli a farli ripartire anche in questa direzione. Senti, la regione Veneto con lo sport non si tira indietro, l'hai detto tu, ma è così. E tant'è che proprio qualche giorno fa è uscito il bando che mette a disposizione 700.000 euro per migliorare gli impianti sportivi in Veneto. Chi ti auguri ne approfitti in provincia di Rovigo? Beh, naturalmente è un bando regionale, faremo una graduatoria. Questi 700.000 euro sono un primo passo.
noi abbiamo voluto destinarli all'adeguamento degli impianti esistenti, perché abbiamo un patrimonio di impiantistica sportiva enorme, diffuso in tutti i comuni, ma che ha bisogno di manutenzione, di ammodernamento, anche a fronte delle norme anti-Covid che impongono degli spazi maggiori, oppure per adeguarli alle normative per il superamento delle barriere architettoniche, quelle sismiche, per migliorarli anche da un punto di vista della sicurezza ed energetici. Ecco, quindi con qualche decina di migliaia di euro per intervento si riesce a rimettere, a riammodernare i nostri impianti sportivi e fare sì che i nostri ragazzi, i nostri amici che fanno sport possano avere degli impianti adeguati. È un bando che va avanti da diversi anni e che ha sempre trovato una grande partecipazione da parte dei comuni. Oggi vede 700.000 euro, però naturalmente confidiamo di mettere altre risorse in questo bando, perché faremo una graduatoria e cercheremo di portarla a termine. Il no alle trivellazioni in Alto Adriatico, a volte non immediato, ma è sempre giunto dalla Regione Veneto. Non si riesce a tutelare maggiormente le acque del nostro mare da questi pericolosi, almeno per le nostre zone, trafori del sottosuolo? Beh, sicuramente è una tematica sensibile, il nostro territorio è un territorio delicato, il fenomeno della subsidenza ha fatto sì che alcune aree del nostro delta del Po si siano abbassate di diversi metri sotto il livello del mare. Questo comporta un rischio dal punto di vista idraulico, idrogeologico, un rischio anche per la sicurezza e la possibilità di vivere, oltre che a costi enormi per mantenere la bonifica di questi territori. Quindi per noi la sicurezza idraulica e il fatto che non si prosegue in un fenomeno di subsidenza che abbiamo vissuto decenni fa è una precondizione per vivere sul nostro territorio, per lavorare sul nostro territorio. Quindi per noi la battaglia è una battaglia per la vita o la morte. Occorre che si evitino qualsiasi tipo di attività umane che mettano a rischio il nostro territorio, e su questo come Regione siamo pronti a dare battaglia, come siamo pronti a dare battaglia su tutte quelle tematiche ambientali che oggi vedono messo a repentaglio il paesaggio, la nostra campagna, il nostro territorio, il nostro ambiente. E non ti pare un po' un controsenso che nel PNRR da una parte si incentivi l'agrivoltaico per produrre energia green anche in campagna, e dall'altro il governo invece autorizzi questi 11 pozzi in Adriatico, tra cui appunto il giacimento Teodorico di fronte alle coste tra Veneto ed Emilia-Romagna? Beh, è un tema veramente delicato. Anche sul fotovoltaico bisogna essere chiari. Dal nostro punto di vista il fotovoltaico va promosso come tutte le energie rinnovabili laddove non crea danno. Ora, occorre che venga fatto laddove, per esempio, sui capannoni, nelle zone degradate, nelle aree di cava, nelle discariche, dove non va a sottrarre suolo alla nostra agricoltura. La regione del Veneto negli anni è già stata una delle regioni che hanno consumato più suolo. Il suolo è un patrimonio, è un valore che noi dobbiamo trasmettere alle generazioni future, e in particolare il suolo agricolo rappresenta per noi un valore paesaggistico tutelato anche dalla Costituzione. Noi dobbiamo quindi riuscire a tenere in equilibrio l'interesse al nostro paesaggio, al nostro territorio e alla tutela del nostro suolo con quello dello sviluppo delle rinnovabili. Per questa ragione io sono fortemente contrario ai mega impianti che vanno a occupare decine e decine di ettari di campagna, modificando in modo drastico il paesaggio agronomico del nostro territorio. Il fotovoltaico e l'agrivoltaico sono un argomento che adesso sta appunto tenendo banco, l'hai appunto già accennato. Nell'estate 2020, secondo una precisa volontà della Regione Veneto, c'è stata un'accelerazione alle richieste autorizzative legate al fotovoltaico, sotto l'effetto della modifica del piano territoriale regionale che il Consiglio regionale, il Consiglio Veneto, ha votato il 30 luglio. Praticamente nel PTRC del 2012 sono state aggiunte due classificazioni di aree agricole, le aree periurbane e le aree agropolitane. Tali aree nel precedente PTRC erano comprese nella classificazione ad alta utilizzazione agricola, ma ora diventano agropolitane in quanto sono fortemente antropizzate e o compromesse, diciamo, da vicini siti produttivi. E sembra che il lavoro svolto dalla regione, questo del 2020, non sia poi stato tanto apprezzato. Insomma, c'è stata una levata di scudi, per esempio dalla Coldiretti, ma anche da altri, invocando una legge sul consumo di suolo. Te lo saresti immaginato? Allora, intanto bisogna inquadrare le cose nel modo giusto e corretto. Il PTRC era già stato adottato
ed è stato semplicemente approvato dal Consiglio, ma era già vigente anche prima e quindi le aree agropolitane erano già state identificate e vigenti. Sì. Il fatto che oggi arrivino numerose richieste per la realizzazione di mega impianti fotovoltaici sul suolo agricolo è dovuto al fatto che sono diventati convenienti da un punto di vista economico per quanto riguarda gli incentivi sulle energie rinnovabili e per quanto riguarda poi il rapporto economico dei piani finanziari, dei piani industriali che questi investitori, che spesso sono grandi società o fondi finanziari che nulla hanno a che vedere con il nostro tessuto agricolo e con il mondo imprenditoriale agricolo, sviluppano. Quindi il fatto che oggi arrivino queste richieste rispetto al passato è solamente per una questione meramente economica e di sostenibilità e convenienza. Oggi giustamente la Coldiretti è preoccupata perché arrivano delle richieste che non sono per poche decine di migliaia di metri quadri, ma parliamo di decine di ettari. Abbiamo un impianto, per esempio, di cui è stata fatta richiesta in provincia di Treviso per 200 ettari. Immaginate cosa siano 200 ettari, dalle mie parti dicono 2000 pertiche completamente coperte di pannelli. Ora, dopo si può anche sostenere che sotto si coltivi qualcosa, ma c'è un impatto sicuramente importante. Per noi quindi c'è una sensibilità nei confronti del mondo dell'agricoltura e del settore primario che è molto forte. Dobbiamo sicuramente trovare un equilibrio, per questo stiamo lavorando con un progetto di legge che attualmente è all'esame della seconda commissione consigliare e poi verrà portato in consiglio, che vuole prevedere una limitazione a questi grandi impianti, andando a favorire il fotovoltaico laddove si può fare senza impatti e senza consumo di suolo e limitandolo sul terreno agricolo. Pensiamo che sia possibile una convivenza e un contemperamento tra questo interesse, ovvero la giusta incentivazione delle fonti rinnovabili da una parte, ma dall'altra parte anche il conservare il nostro suolo agricolo e tutelare il nostro paesaggio. Sì, anche perché nel frattempo il governo Draghi, in virtù appunto del Recovery Plan, prevede un capitolo ad hoc relativo all'agrivoltaico che detta la linea del governo relativamente alla transizione ecologica. Questa transizione ecologica darebbe un po' la stura al voltaico, all'agrivoltaico, perché l'accaparramento energetico sostenibile appunto è diventato prioritario. Ecco, la domanda proprio precisa è: la Regione Veneto, forse me l'hai già un po' anticipata la risposta, in quale direzione intende andare? No, noi sicuramente vogliamo fare le cose con il buon senso, come abbiamo sempre cercato di fare in tutti i settori. Oggi bisogna stare attenti a ciò che viene realizzato, che viene presentato come una misura estremamente positiva da un punto di vista ambientale, che poi invece può generare delle conseguenze negative. Noi siamo certi che un amministratore corretto debba tenere conto di tutti questi aspetti e siamo convinti che debba esserci una legge che pone delle regole ben precise. Purtroppo la normativa europea e la normativa nazionale non ci aiutano in questa direzione perché consentono tutto e spingono tutto questo sviluppo delle rinnovabili senza distinguere che impatto hanno sul territorio, come succede spesso in Italia, si è più realisti del re. Noi pensiamo diciamo sì alle rinnovabili, ma facciamole dove non impattano e dove non creano questi problemi. Sei anche assessore ai flussi migratori. È uscito qualche giorno fa il nuovo report dell'Osservatorio Veneti nel mondo. Che cosa ci puoi raccontare? Come si muovono i veneti? Chi è il nuovo Veneto? Beh, innanzitutto abbiamo migliaia di giovani veneti laureati, formati, che vanno nel mondo e che sono dal punto di vista lavorativo impegnati anche in mansioni di altissimo livello nelle università, quindi per noi è un capitale umano formidabile che esce dalle nostre famiglie, dal nostro contesto economico e sociale e che va nel mondo. Da un lato è un fattore positivo per la formazione di questi ragazzi, ma devono avere la prospettiva anche di tornare a casa. Oggi sono i nostri ambasciatori nel mondo, ma noi dobbiamo dare a loro le possibilità di realizzare il loro progetto di vita e il loro futuro qua in Veneto. Poi abbiamo invece una comunità di veneti nel mondo radicata nel corso dei secoli, che vede 5 milioni di veneti in Veneto e più di 5 milioni di veneti in comunità in tutto il mondo, che per noi sono veramente un orgoglio perché portano avanti il nostro modo di interpretare il lavoro, la solidarietà, la vita, i nostri valori e sono per noi quindi dei fratelli che stanno dall'altra parte del mare. Abbiamo degli stretti rapporti con queste comunità che tra l'altro sono molto legate
al Veneto, alle tradizioni, alla cultura, all'identità. Forse sono più legati loro, che sono lontani migliaia di chilometri, rispetto a tanti nostri veneti, e in questo ci insegnano come sia importante avere radici profonde per fare strada e guardare anche con fiducia al futuro. Grazie a Cristiano Corazzari, il nostro assessore regionale che rappresenta il Polesine. Grazie a voi che ci seguite e l'augurio è di una buona giornata. Ciao a tutti.